Legata, imbavagliata e rapinata, la vittima è un'anziana sorpresa dai malviventi mentre si trovava a letto tra il 10 e l'11 settembre scorso. Una notte di terrore per la novantenne immobilizzata da un uomo e da una donna. Il colpo era avvenuto a Bellaria, comune romagnolo. I banditi avevano prima rovistato l'appartamento, poi si erano dati alla fuga con una catenina d'oro e 500 euro a bordo della Mercedes della vittima, alla quale avevano rubato le chiavi dell'auto, e dopo averla minacciata di gravi conseguenze qualora avesse denunciato l'accaduto. Non solo, ma avevano sottratto alla donna sia il cellulare che il cordless per impedirle di chiedere aiuto. Nel corso dell'azione la donna aveva riportato gravi lesioni alle costole. I due malviventi sono stati catturati dai carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto nella Marca. Accusati di concorso in rapina aggravata sono stati fermati un trentenne tunisino irregolare sul territorio nazionale ed una quarantenne originaria di Montebelluna, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali. Il blitz dei militari dell'Arma ad Altivole presso un agriturismo nel quale hanno trascorso la notte.